Ferite multiple alla testa, di cui una alla tempia sinistra che ha causato la rottura del cranio e molte altre a livello toracico e addominale, con la frattura di alcune costole subite quando Alex Marangon era ancora vivo. Il procuratore di Treviso, Marco Martani, ha potuto anticipare alla stampa solo come dall'autopsia sul corpo di Marangon, effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, siano emerse gravi lesioni al cranio e alle costole, esiti di fratture importanti, ma per i dettagli va attesa una relazione scritta. La morte del barista 25enne di Margon, ritrovato senza vita martedì 2 luglio in un isolotto del Piave a Ciano de Montello, dopo 2 giorni e mezzo di ricerche serrate, non è quindi legata a un annegamento a quanto pare. L'ipotesi di una caduta accidentale non decade, ma viene ora affiancata da quella più truce di un omicidio, dato che le lesioni al cranio potrebbero sì essere legate al rotolamento del giovane verso l'argine del fiume, ma sarebbero altrettanto compatibili con colpi ricevuti da un corpo contundente. In procura a Treviso resta il fascicolo per morte in conseguenza di altro reato a carico di ignoti, ma alla luce di nuove risultanze potrebbe vedere modificata l'iscrizione in omicidio volontario. La famiglia del giovane barista si è affidata agli avvocati Stefano Tigani e Nicodemo Gentile, che hanno seguito gli esiti dell'esame autoptico eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli, compreso i prelievi ematici e gli esami tossicologici, per comprendere se Marangon, durante il ritrovo sciamanico all'interno dell'abbazia di Vidor, con relative cerimonie di purificazione, abbia assunto tisane a base di ayahuasca e di altre piante amazzoniche con effetti allucinogeni. I risultati richiederanno almeno 10 giorni.